Un appello a denunciare arriva oggi dal neoquestore Emanuele Ricifari, che afferma come sono pochi, anzi pochissimi, coloro che denunciano. Detto per ciò che riguarda le estorsioni e l'usura, tristemente presenti in provincia di Agrigento. Non abbiamo mica la fila alla porta per denunciare, continua Emanuele Ricifari nelle sue affermazioni, anzi spesso il soggetto vittima nega l'evidenza e questo è drammatico che possa avvenire. In queste settimane ci stiamo occupando, io e anche il nuovo prefetto ha sposato il ripristino delle regole. Come può il cittadino fidarsi delle istituzioni se vede montare a cavallo durante la processione il capomafia? Come può il cittadino fidarsi delle istituzioni se viene consentito che ci sia l'etichetta di una famiglia mafiosa sulla vara che trasporta una figura sacra? Si è chiesto il questore Ricifari. Come può un cittadino fidarsi se i primi referenti, soggetti che dovrebbero rappresentare i cittadini, non rispettano le norme? Esistono delle regole che sono banali e che spesso non hanno costo se non il fatto di volerle rispettare e che spesso tendiamo a considerarle un fastidio. Non lo sono, sono le regole di vivere civile, ha sottolineato il questore Ricifari. Se riusciamo a recuperare e a chiudere questi spazi, chiudiamo le porte alle organizzazioni mafiose e non comunque all'illegalità.